Buonasera a tutti, vestiti voi, te non guardate oggi, di che 9 di Sant'Andrea, due missa e 20 chimbe. Bene, cominciamo da su solito, dai a dare un'occhiata a salire, come te si presenta, ecco, si presenta che Paco preso manco che aerei, insomma, che quest'anno guarda, che sono avanzando e commenta su solito come che sono pure sopra, e la giochiamo il belle che su presa Ida, insomma. E di uno scaricata la fotografia, ecco cosa è stata un po' pure corso e insomma la situazione non batta come temo un anno, grande differenza da Erisi, coculato, mese coculato per tutto usadie, resta gai tutto usadie, 14 gradi temperatura massima e 8 gradi temperatura minima. Crasa, Iovia, Amosu o Mudineda, insomma, in primo de die, finché l'ho coculato, poi un po' cuzzela, verso la 9 e poi torna a Mudinare. Eh, eh, e poi resta coculato, spalazzato un pacco verso la strese e poi torna a cocculare. Temperatura 11 gradi, quindi 3 gradi manco de oie e batto il grado sa a minima, batto il grado di minima manco de oie, quindi casa va fritto. Bene, vediamo l'appuntamento usiamo questo su Cinema Ariston tra rassegna cinematografica tra vita, morte e televisione, immagini per pensare. Di che si tratta, te lo vediamo come intanto fatta essere presente Natalino Piras e Franca Carboni. Natalino Piras scrittore e giornalista, Franca Carboni neuropsichiatra e scrittrice. Su Michele, sul titolo insomma del suo filmato è Sesso e potere, Walk the Dog. È una pellicola insomma Dustin Hoffman e Robert De Niro, attore importante, siamo capire appunto si tratta e non gli spiega come comunque la presentazione. Prosegue la stagione di proiezione e incontri con autori ed esperti in programma al Cinema Ariston di Beatty. La rassegna cinematografica dal titolo Tra vita, morte e televisione, immagini per pensare, è organizzata dal Comune di Beatty in collaborazione con la cooperativa Istelai. In cartellone per venerdì 21 novembre alle ore 20, Sesso e potere, film diretto da Barry Levinson e tratto dal romanzo American Hero di Larry Beinart, interpretato da due giganti di Hollywood, Dustin Hoffman e Robert De Niro. Dialogheranno con il pubblico lo scrittore e critico cinematografico Natalino Piras e la scrittrice neuropsichiatra Franca Carboni. Il film è una commedia nera che affronta con taglio ironico il tema della manipolazione dell'opinione pubblica attraverso il controllo dei mass media asserviti al potere, per distogliere l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica statunitense da uno scandalo sessuale che vede coinvolto il presidente. Lo spin dottor Conrad Brean, Robert De Niro e i suoi addetti alle pubbliche relazioni ingaggiano un produttore di Hollywood, Stanley Motz, Dustin Hoffman, per organizzare la eh, per organizzare la messa in scena di una finta guerra, così da favorirne la riconferma a Washington. A 11 giorni dalle elezioni, infatti, il consenso attorno al presidente rischia di precipitare a causa di una giovane ragazza scout che lo accusa di aver abusato di lei durante una gita alla Casa Bianca. Va bene, amo bile questo filmato e dimmo di che si tratta, di che commento si poteva fare e così via. Andiamo a tornare consorzio industriale via Gianni Pittorra e in porta Cesaraccio, Roberto Cesaraccio, andiamo a dare sul consorzio industriale di numero. Gianni Pittorra e
non è più il presidente del consorzio industriale provinciale, imprenditore patron della Nuorese ai vertici del campionato di eccellenza di calcio sardista, nominato con l'imprimatur dell'ex governatore Cristian Solina. È stato congedato senza troppi convenevoli. Al suo posto, all'unanimità, 10 voti su 10 trasversali, è stato eletto Roberto Cesaraccio. Vabbè, licenziato sul posto da Esolina. Andiamo da innanzi, altro che e-commerce. Qui c'è il buio, cioè che a canto parte va stata proposta del suo comune in questo senso. L'assessore Mercuri propone vendite online e baratto amministrativo per il centro storico. Il sindaco, d'accordo con il collega di giunta, dai negozianti un coro di no. Quindi già cominciando a abbozzare la fantasia. Dal 2012 a oggi il centro storico di Nuoro ha perso per strada oltre 120 attività commerciali. Il dato allarmante segna un meno 19,2%. L'antica via Maiore arranca, così come il quartiere dell'Ediano di Sant'Upredu. E il comune cosa intende fare per arginare la moria dei negozi? Dobbiamo proporre anche un cambio culturale ai commercianti. Siamo in pieno e-commerce, ha detto ai microfoni del TG di Videolina Giuseppe Mercuri, neo assessore alle attività produttive. Quindi con gli interlocutori giusti possiamo pensare a dei corsi di formazione. Potremmo anche valutare il baratto amministrativo, ossia lavori fatti dai privati in cambio di sconti sulle imposte. Nicolina Carta, storica commerciante del corso, porge un pensiero condiviso. Altro che e-commerce, qui bisogna tornare al negozio di quartiere, al contatto umano. I commercianti non hanno bisogno di corsi. Quindi bozzata la prima proposta. Malumore, la folla del fine settimana è già un ricordo. L'effetto di Mastros in Nugoro con le sue 25.000 presenze è terminato. Dalle parti del corso Garibaldi riaffiora il solito copione. Amaro e differente. I commercianti attendono risposte. Il sindaco Emiliano Fenu condivide le parole del suo assessore. L'apertura all'e-commerce è positiva, roba 5 Stelle, visto che i sardi utilizzano sempre di più questo strumento. Il baratto amministrativo poi è un'occasione che ci offre la legge. Antonio Cambedda, imprenditore nel settore abbigliamento e presidente provinciale di Federmoda, sentenzia: intanto il comune ha altre competenze. Per i corsi di formazione ci sono le associazioni di categoria. Credo che il compito dell'amministrazione comunale non sia quello di insegnarci a fare il nostro lavoro, ma quello di metterci nelle condizioni di farlo al meglio. Dunque, perché non pensare a darci un ambiente urbano decoroso, a dare soluzioni ai nostri problemi? Cambedda prosegue: non credo proprio che i problemi del centro storico possano essere risolti puntando sull'online. Anzi, l'e-commerce è la negazione dei centri storici, di una tradizione secolare che si fonda sul commercio al minuto e sul rapporto umano. Il corso, se per i nuoresi, è la via simbolo, su corso, come ripetono alcuni abitué dello storico bar Camboso. Il corso Garibaldi oggi dà il peggio di sé. Dobbiamo arrivare a ravvivare questa strada. Il discorso dell'e-commerce porterebbe ad altre chiusure, rincara Cambedda. Il centro storico deve diventare un posto dove si fanno esperienze, con un museo, non un museo ammuffito. Nicolina Carta aggiunge: i problemi non si risolvono in questo modo. Siamo al buio da 3 giorni e qui parlano di e-commerce e di baratto amministrativo. Per chi ci amministra non pensa a dare un'immagine, perché chi non ci amministra non pensa a dare un'immagine giusta del nostro centro storico? Sarebbe questo il vero successo. Ma insomma,
primo buco dessa amministrazione pentastellata. Allora, è in crisi l'intera filiera, il nostro sistema di riutilizzo non garantisce la qualità dei tesimi danne del riciclo della plastica. In un bel docente narrata tappi e bottiglie insieme è un errore. Scritto che come l'ampulla di plastica resta attaccata su tappo ampulla, insomma, e però non due tipi di plastica diverso. Parlerei di una crisi ampiamente annunciata sulla filiera della plastica da riciclo a rischio paralisi con il porta a porta, il tilt. Il professore è serafico, Mohammad El-Meedi, ordinario di ingegneria meccanica e gestionale all'Università di Cagliari, non ha dubbi. E dapprima su richiesta lo spiega senza tecnicismi, sino a quando ai cittadini si dirà di buttare insieme le bottiglie dell'acqua, i tappi e i flacconi dello shampoo che reagiscono al calore in maniera differente, non vedo via d'uscita. Professore, qual è la differenza tra bottiglie d'acqua e tappi? Le prime sono fatte di polietilene, tereflato, un materiale termoplastico versatile. Vuol dire che una volta riscaldato può essere modellato all'infinito. Questa è la PET, la plastica da riciclo, appunto quella leggera che dai paesi extra UE, in particolare dalla Cina, si può acquistare a prezzi stracciati ed è di ottima qualità. I tappi invece sono fatti di polipropilene in PP più rigido, va riciclato in modo separato. Che cosa succede se PET e PP si riscaldano insieme? Il polipropilene rovina la qualità del polietilene, ne impoverisce la purezza, perché la PET possa essere un prodotto di concorrenza con la plastica non europea, la qualità di PP deve essere minima. La qualità di PP deve essere minima. Succede? Non lo so. Posso dire che per i piatti compostabili la legge prevede una quota di additivi organici di origine non vegetale entro il 5%. I piatti biodegradabili di cosa sono fatti? Sulla carta il PLA di PLA principalmente, ovvero acido poliattico che deriva dal mais. Si impiega anche la polpa di cellulosa ricavata da canna da zucchero, bambù e paglia. Insomma, tocca di mandare a chi è in internet e questo Muhammad si pare che è in internet. Sardu, una scritto da una famiglia di altri due. Allarme sui trapianti, un organo su 3 finisce fuori dall'isola. Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi, cioè il sardo sono pronto a essere donatore, ma poi questo organo non bastante per impiantare. Sarebbe una macchina quasi perfetta, alimentata dalla grande generosità dei sardi, ma procede col freno a mano tirato, colpa di un meccanismo tristemente inceppato da logiche numeriche e sanitarie decisamente più lente dell'evolversi delle malattie. Così finisce che un terzo degli organi donati finisca fuori regione, spesso anche di più, ma non perché qui non servano, semplicemente perché il personale sanitario non è sufficiente per consentire a chi avrebbe bisogno di un trapianto di completare le visite propedeutiche all'inserimento nelle liste d'attesa, denuncia Pino Argiola, storico presidente della Prometeo. E quindi Timbolamus, organo, o perlomeno Cananafora. Emergenza plastica, in Sardegna si ferma la raccolta differenziata. Sistema del riciclo in tilt, i centri di stoccaggio non ricevono più camion. Il mercato soffre la concorrenza dei polimeri a basso costo prodotti in Cina, cioè quindi sul riciclaggio
praticamente non fa che concorrenza a chi sa polimero prodotto in Cina e quindi va problema già appunto del riciclaggio. Nuvole e pioggia, l'isola apre l'ombrello. Speriamo, addio estate di San Martino, scendono le temperature e il meteo diventa instabile. Lo scatto satellitare, la sabbia in arrivo dal Nord Africa ricopre il cielo sardo. Quindi questa cosa della sabbia che sta arrivando tirata dal vento. Spettacolare immagine satellitare della Sardegna invasa dalla polvere del Nord Africa. L'ha scattata nei giorni scorsi il satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus di Commissione UE Agenzia Spaziale Europea, quando una tempesta di polvere proveniente dalle coste settentrionali dell'Africa ha attraversato il Mediterraneo occidentale. Ecco qua la tempesta e non così dette abbastanza bene. Entrate e dazi, partita doppia a Roma. Allora, Todde e Meloni e Satta domani a colloquio con Giorgetti e Lollobrigida. Pure Satta deve essere è stato già dimesso, ma a quanto pare no. Il centrodestra, ma al Ministero dell'Agricoltura deve andare il nuovo assessore, certo, mica abbiamo subito. La vera partita per il futuro della Sardegna si gioca a Roma. Domani alle 16 è in programma l'atteso tavolo al Ministero dell'Economia sull'avvertenza entrate. Alessandra Todde e Giuseppe Meloni sono stati convocati da Giancarlo Giorgetti per trovare un punto d'incontro sul credito di 1.600 milioni di euro che l'isola vanta con lo Stato. Un'ora prima, allora, sempre la governatrice, accompagnata in questo caso dall'assessore Gianfranco Satta, sarà al Ministero dell'Agricoltura per sottoporre a Francesco Lollobrigida le preoccupazioni sollevate dal Consorzio del Pecorino Romano sui dazi. Non è tutto, sono giorni decisivi anche sul fronte della legge di stabilità nazionale. Come ogni anno sarà interessante fare il calcolo di quanto sarà stanziato per politiche di sviluppo nell'isola. Intanto c'è già un articolo, il 26 sul generale divieto di compensare i crediti d'imposta con debiti previdenziali e assicurativi, che preoccupa le aziende, in particolare quelle già danneggiate dai rincari del trasporto marittimo delle merci, e quindi battate la strapuleda di questo tipo che ciucciano denari da essa finanza sarda. Nuovo piano regionale dei trasporti, a Sassari il primo tavolo territoriale. Il Dimo di che si tratta? L'assessore manca, apriamo al contributo di cittadini, imprese ed enti locali, e cioè il nuovo piano dei trasporti approvato dalla Giunta regionale dovrà tracciare il percorso che la Sardegna vuole seguire per avere una mobilità più efficiente, capillare e in grado di rispondere alle esigenze di tutta la popolazione. E quindi particolarmente importante il contributo che potranno fornire cittadini, imprese, enti locali e associazioni attraverso le osservazioni che potranno essere inviati entro il 22 dicembre. Ieri a Sassari si è tenuto il primo degli 8 tavoli territoriali che servono proprio per illustrare i contenuti del documento. Con questo incontro si apre una fase fondamentale dell'iter di approvazione definitiva del piano, ha detto l'assessore regionale ai trasporti Barbara Manca, che ha presieduto l'incontro ospitato dall'Aula Magna Barbieri del Dipartimento Agrario dell'Università di Sassari. All'incontro erano presenti per una narrata di che si tratta, che questa rivoluzione, niente, non si è scritto, quindi aspettiamolo che non si spiega questa rivoluzione.
tecnologia spaziale per tutelare le coste, presentata a Roma la piattaforma digitale sviluppata dalla società Nemea. Proviene prevenire l'erosione costiera con la tecnologia spaziale e l'obiettivo del progetto SANS-MAP, sviluppato dalla società algherese Nemea. Ieri a Roma si è tenuto un seminario sul tema Nuove frontiere per il monitoraggio e la tutela delle aree costiere complesse, che è servito a fornire un quadro aggiornato sulle più recenti innovazioni, potenzialità e applicazioni avanzate del telerivelamento satellitare e altre tecnologie multisorgente, droni, boe strumentate, eccetera, eccetera, può vigilare su questa erosione dessas costas, dessa manicatura dessas costas. Ancora troppe disdette, ma saranno gestite meglio se musai danni del disdetta alle succupu, ya che uno si prenota che poi però non vi annata e quindi praticamente impediti a un attimo di si prenotare che risulta già preno il succupu. Le liste d'attesa restano ancora un muro invalicabile, anche aumentando le prestazioni verrebbero inghiottite all'istante da un arretrato che sembra infinito. Il punto non è correre di più, ma correre meglio, governare le agende, domare le disdette, mettere ordine nel CAP e nei software delle ASL. Per ora i cittadini non vedono ancora la differenza e per certe prestazioni come risonanze, conoscopia, i tempi restano fuori scala. Luigi Minerva, nominato dalla Giunta Togli responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria in Sardegna, sta provando a rendere l'accesso alle cure più sostenibile. E insomma, non si biresesse. Il check-up mensile nella primavera del 2027, cioè il che non si mese, che è prenotato da Inoca 2 anni, un sessantenne operato di tumore, non può rivolgersi al privato e rinuncia alle cure. Sono qui per raccontare la storia di mio padre, scrive Alessia Fauli. Lui ha 60 anni e 3 anni fa è stato operato d'urgenza per una massa tumorale all'intestino. Dopo l'intervento ha dovuto vivere per mesi con una stomia, una sacca, poi rimossa l'anno successivo. Da allora, racconta, la figlia dovrebbe sottoporsi ogni anno a un check-up completo. È la regola per chi ha avuto un tumore, spiega, ma farlo con le tempistiche della sanità è diventato impossibile. Di recente sono comparsi anche problemi urologici. Avrebbe dovuto fare controlli mensili per evitare un blocco renale. Invece, tra disdette, rinvii e liste interminabili, tutto è slittato. Il nuovo appuntamento assegnato dal CUP nel 2027 a Ozieri e pensare che mio padre è sempre stato in cura a Sassari, racconta Alessia. A quel punto ha preferito fregarsene perché non abbiamo la possibilità economica per andare nel privato. Andiamo da innanzi. Ecco qua, liste d'attesa infinite, pazienti disperati e viaggi della speranza. I lettori raccontano il loro calvario con la sanità. La regione prova a riorganizzare il CUP e le agende delle ASL. Telemarketing, nuovo stop alle chiamate. Questa chiamata scrive che sul numero 44, più 44, specialmente, sono appunto stata eliminata da una leggenda. Il settore vale 3 miliardi, probabilmente si troveranno i sistemi per aggirare i divieti. Da oggi il blocco dell'Agcom ai numeri mobili per frenare l'assalto dei call center.
il fermento, si fermeranno finalmente le chiamate commerciali ad ogni ora del giorno? Sembra di no. Parte infatti da oggi il nuovo stop deciso dall'Agcom alle chiamate selvagge dei telemarketing, ma il settore, sottolineano i consumatori, vale moltissimo, 3 miliardi, e impiega in Italia 80.000 persone, quindi è probabile che si troveranno nuovi modi per aggirare il divieto. Intanto si raccolgono le firme, sono già 100.000 per dire stop ai contratti via telefono. La stretta, una stretta comunque ci sarà e l'Agcom è convinta che la misura funzionerà. I dati di settembre-ottobre hanno confermato che il filtro precedente ha fermato circa 40 milioni di telefonate di quella tipologia al mese. È presumibile aspettarsi che un numero altrettanto esorbitante di chiamate con finti numeri di cellulare venga bloccato a partire da mercoledì, ha dichiarato Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, intervenuto a Net Economy. Vabbè, speriamo che sia Gai. Corsa al bonus elettrodomestici, in poche ore arrivate 550.000 richieste, esauriti i plafond di 48 milioni, 48,1 milioni, quindi chi ha avuto, chi non ha pazienza. PAC, no al fondo unico, appello dell'Italia. La Commissione europea dovrebbe rivedere profondamente la proposta di fondo unico nel prossimo bilancio a lungo termine, in cui includere fondi agricoli e di coesione, mantenendo la PAC come una politica separata, veramente comune, basata su due pilastri e finanziata da un bilancio all'altezza delle sfide. A chiederlo è l'Italia, insieme a Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Portogallo e Slovacchia. In effetti devono cambiare qualche cosa, sapere, quindi se non volisco spiegare di che si tratta, non so gaia dentro in materia. Andiamo alla politica internazionale, allora Epstein sì alla legge per rendere noti i file. Primo sì alla divulgazione del materiale sul caso Epstein. Ieri la Camera degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge che obbliga il Ministero della Giustizia a rendere noti tutti i file relativi allo scandalo dopo che sono stati raggiunti i 2/3 dei voti necessari. Ora la parla passa al Senato. Il Senato ha votato stanotte e ha approvato appunto di rendere pubblico questo dato. Zelensky da Erdogan insieme a Witkoff, la Russia si sfila, Mosca aspetta informazioni su cosa si discuterà effettivamente. Dopo il tour che lo ha portato ad Atene, Parigi, Madrid, Volodymyr Zelensky arriva in Turchia per incontrare il presidente Erdogan e l'inviato speciale USA Steve Witkoff con il proposito di presentare nuove soluzioni per arrivare alla pace, ma Mosca fa sapere che non invierà suoi rappresentanti ai colloqui aspettando informazioni su cosa si discuterà effettivamente. Forse non è un caso che proprio alla vigilia degli incontri lo Stato Maggiore ucraino abbia affermato di essere tornato ad usare dopo diversi mesi i missili americani ATACMS con una gittata fino a 300 km per un attacco mirato contro le strutture militari sul territorio russo. E questo ha aggiunto, conferma l'incrollabile impegno dell'Ucraina nei confronti della propria sovranità. Intanto la Polonia punta il dito contro la Russia per i 2 episodi di sabotaggio ferroviario avvenuti nel fine settimana nel suo territorio. Il premier Donald Trump, Tusk, parlando in Parlamento, ha detto che gli autori sono 2 cittadini ucraini
che operano e collaborano da molto tempo con i servizi russi e che dopo l'azione sarebbero fuggiti in Bielorussia. Sarebbe strano se non incolpassero prima la Russia. Lì la russofobia prospera, ha risposto il Cremlino. E quindi no, innocentes, benché li han posto. La pistola, vi l'hanno posta in buzzata. Di Castoggi non sa nulla, Trump non conosce nulla di Castoggi, che questo il principe è un assassino totale, un mortore del sospetto. L'ingresso dal portico sud della Casa Bianca, riservato di solito ai capi di Stato, picchetti militari e jet in volo, più una strenua difesa su uno dei casi più controversi degli ultimi 7 anni, la morte di Jamal Khashoggi, per il primo incontro a Washington dal 2018 e la prima visita negli USA dall'omicidio del giornalista di Washington Post. Donald Trump ha accolto il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con tutti gli onori. Un leader molto rispettato, un mio grande amico, un uomo che ha fatto cose incredibili per i diritti umani. Lo ha definito il tikkun, cioè praticamente un criminale che ha i tutti, insomma. Bene, che in questo terminiamo siete nuove de hoy e nos damos l'appuntamento a Cras, anzi Cran Manzano, non è possibile che a essere in castello a sicchire sul processo quirra in appello in un bel peste puro avvocato Bacchisio Mele di Zichesu. Ecco qua, ponemos in moto. Tanto salutiamo Nino Ciriaco 2, a Nina Carai, che hanno mandato saluto del Manzano. A mezzo vedere, buon a tutto da Vizi TV, adioso e mentus a casa.